Amici, buongiorno. Oggi siamo a Porto Levante perché c'è un disegno di legge che vorrebbe eliminare tutti i pescatori professionisti nelle acque interne di tutto il territorio nazionale. E cerchiamo di capirlo un po' di più per uno dei settori più importanti del nostro Polesine e anche una delle categorie più importanti, visto che qua si parla di 2500 addetti e che potrebbero avere dei seri problemi. Andiamo. Un disegno di legge che è stato proposto che attualmente è in discussione, dopo essere passato al Senato, è in discussione alla Camera, e questo disegno di legge è un disegno di legge rivolto a limitare e a sanzionare maggiormente il bracconaggio, giustamente nelle acque dolci, la pesca illegale, tutte le acque interne, soprattutto le acque dolci interne, e in cui si è fatta probabilmente un po' di confusione all'interno di questo disegno di legge, che prevede tra le varie giuste limitazioni quelle anche di, diciamo, per risolvere il problema alla radice, quello di vietare la pesca professionale nelle acque interne dolci, esclusi i laghi e le acque salmastre. Quindi fondamentalmente per evitare il bracconaggio, invece di aumentare i controlli, invece di aumentare gli addetti che per appunto controllare questo, si chiude la pesca. E questo in sintesi il problema. Sì, il problema è questo in sintesi. Si è voluto colpire questa categoria di pescatori professionisti cercando di escludere, risolvere il problema alla radice del bracconaggio, dicendo in pratica non si esercita più la pesca nelle acque dolci, fiumi e canali, così automaticamente qualsiasi azione di pesca è reputata quindi abusivamente, cioè è pesca illegale alla radice. Con la scusa del bracconaggio, che vogliono combattere i bracconieri, che non ha niente a che fare con i pescatori di professione che pescano, hanno sempre pescato in regola e ancora pescano in regola, e si attaccano a quelle cose lì. E così per dare la caccia ai bracconieri lasciano a casa delle famiglie che hanno sempre pescato in regola, hanno sempre pescato. Un disegno di legge che ha prima firma del senatore Simone Bossi, che mira in primis correttamente alla lotta al bracconaggio, però nel contempo vieta meglio la pesca professionale nelle acque interne, al che è inaccettabile che questo DDL, che modifica l'articolo 40 della legge del 28 luglio 2016 numero 154, cioè la lotta al bracconaggio, alla pesca ittica, ok, ma non possiamo buttare via l'acqua sporca col bambino, perché questo è inaudito, provochi anche un divieto alla pesca professionale nelle acque interne. Questo è inaccettabile. E questo è un disegno di legge, però ci sono ancora margini di manovra per... Assolutamente sì, è già passato al Senato, io ho già avuto modo di parlare con il Presidente Vallardi, anche lui non si capacita come possa essere passato questo comma, in effetti è passato, voglio essere in buona fede, c'è il tempo per correggere l'errore, alla Camera deve essere stralciato il comma A e B dell'articolo 2 bis, dove appunto si vieta la pesca professionale nelle acque interne. È inaccettabile questo. Mettete tutti qua, come prima volta lo mettete sul gruppetto tutti insieme, chi te folli davanti a noi, si capiva un numero da mettete tutti qua. Lo vede con ottimismo la possibilità di bloccare il tutto o... Non so se definirlo ottimismo, io uso il buon senso prima che l'ottimismo. Che non sempre che non è automatico. Ecco, è scontato. Il buon senso è assurdo che si vieti la pesca professionale a 2400 famiglie solo qui nel Basso Polesine, che da generazioni praticano questo mestiere correttamente, con partita IVA, correttamente, solo perché si vuole, diciamo così, voglio essere in buona fede, praticare la lotta al bracconaggio. Benissimo, va eliminato, ero anch'io
la scorsa legislatura in Commissione Agricoltura capogruppo dove si parlava di lotta al bracconaggio, benissimo, non lo possiamo fare però vietando la pesca professionale di pescatori che lo praticano da generazioni e che giustamente ci campano con questo mestiere, hanno fatto degli investimenti, è inaccettabile che oggi proibiamo la pesca professionale nelle acque interne. Arriva di problemi di miseria e di fame perché qua a vive di pesca, purtroppo è così, mi magari con i miei anni, ma qui che più giovani. Un gruppetto tutti insieme, chi te parli davanti a un altro, si capisce un numero da sì, mettete tutti qua.